E torniamo a parlare ancora una volta della fede e della devozione per Sant'Antonio. Infatti è stato presentato in anteprima in Basilica il DVD realizzato in occasione dell'ostensione del Santo. Vediamo il servizio. Un'invocazione, una preghiera, una richiesta d'aiuto, semplicemente caro Sant'Antonio. Adesso anche il titolo di un DVD realizzato dal Messaggero di Sant'Antonio con la regia di Paolo Damosso sull'eccezionale ostensione del Corpo del Santo avvenuta dal 15 al 20 febbraio scorso. Immagini straordinarie in un racconto di 46 minuti con momenti mai visti. Tutto parte dagli emozionanti filmati della precedente ostensione del 1981 per arrivare a quella di quest'anno, un viaggio ricco di devozione e di fede. In 5 giorni sono passati dinanzi alle reliquie del Santo oltre 200.000 pellegrini provenienti da tutto il mondo, ma uno dei momenti più intensi si è svolto in forma privata alla presenza soltanto dei frati della Basilica. Eravamo pochi in Basilica ed era una cosa così molto intima, prima di tutto. La presenza di molti frati di tutte e tre le famiglie francescane ci ha dato la dimensione proprio grande della famiglia francescana, di cui Sant'Antonio fa parte. Preghiere e testimonianze. Il DVD è stato realizzato proprio per consentire a quanti non sono potuti arrivare a Padova di persona in Basilica di vedere le spoglie del Santo Amico. Le code pazienti, le attese di ore sotto la pioggia con gli ombrelli aperti e poi l'entrata, il momento della preghiera, il ritiro dell'attestato del pellegrino. Su questa lastra verde milioni di persone si accostano a lui appoggiando anche la testa, in questo modo quasi conversando con lui, confidando quello che hanno nel cuore. Molti di questi portano anche uno scritto che lasciano qui alla tomba, come se in qualche modo questo potesse continuare la loro presenza dopo che se ne ritornano a casa, magari con una grazia ricevuta nel cuore. Antonio Santo Subito, si direbbe oggi, è una delle perle raccontate nel DVD, riguarda proprio la santificazione del frate nato a Lisbona e morto a Padova il 13 giugno 1231. Papa Gregorio IX a Spoleto lo proclamò santo nemmeno un anno dopo, il 30 maggio 1232. Per una sera la Basilica si è trasformata nella sede di una proiezione esclusiva, occasione per ringraziare pubblicamente i 500 volontari che hanno contribuito alla riuscita dell'ostensione. Il DVD è stato così consegnato ad esempio all'Arciconfraternita di Sant'Antonio di Padova, ai macellai militi dell'Immacolata, alla Protezione Civile. Come le cartoline dei fedeli, così anche il filmato Caro Sant'Antonio è un'eccezionale testimonianza di umanità, devozione, affetto e fede. Caro Sant'Antonio. Caro Sant'Antonio. Caro Sant'Antonio. Caro Sant'Antonio. Carissimo Sant'Antonio.